Il ponte tra Cortellazzo ed Eraclea questa mattina si trovava in queste condizioni, tranciati i cavi di acciaio per evitare che la furia del fiume e i detriti potessero causare danni gravi. I cittadini guardano con preoccupazione l'evolversi della situazione, che non promette bene. Secondo gli esperti meteo, la pioggia continuerà a cadere. Mai visto così il Piave, mai. Fa proprio paura proprio. Sono venuto a vedere personalmente qua la situazione del ponte a Cortellazzo e vedere una situazione così, sinceramente è la prima volta che la vedo. Una brutta situazione. Gli stessi cittadini allarmati per la situazione del ponte si sono precipitati a chiedere informazioni, un'apertura effettuata in emergenza. In prima mattinata è venuta giù una montagna di detriti e hanno iniziato a spingere forte sul ponte, hanno dovuto fare il taglio con un flex, tagliare i ganci che lo tenevano chiuso e aprirlo velocemente. Intanto la pioggia continua a cadere, un'attenuazione nelle precipitazioni ci dicono gli esperti nella giornata di domani, ma da venerdì ci sarà un'altra ondata di pioggia, anche se di minore intensità. Rimane alta l'attenzione, la protezione civile è in stato di allerta, a preoccupare di più sono il tagliamento ed il Livenza. Il Livenza che preoccupa in particolare l'asta del fiume Livenza con possibili allagamenti delle aree golenali, quindi diciamo, se vogliamo dire proprio le aree, insomma sono i comuni rivieraschi del Livenza che sono sotto motto di Livenza, Sant'Ostino, Cessalto, Torre di Mosto, insomma sono questi comuni qua, ecco. Situazione grave anche sulle spiagge del litorale, messe in ginocchio dalle mareggiate e dalle onde alte. Danni a Jesolo Pineta, ma in crisi anche altre cittadine balneari come Eraclea e Caorle. Ed ancora San Donà, dove il Piave è esondato. I danni sono ingenti.